Portogruaro. Si è svolta domenica mattina la celebrazione della festa di Santa Barbara, organizzata dall'amministrazione comunale assieme alle associazioni militari, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. La santa è patrona dei marinai e anche dei vigili del fuoco. La manifestazione, cui hanno partecipato il vice sindaco Luigi Villota e i rappresentanti delle forze dell'ordine, ha avuto inizio con lo schieramento degli automezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile in piazza della Repubblica. Poi è stata la volta della Santa Messa, contrassegnata da un fuori programma. Un anziano fedele ha accusato un malore ed è stato condotto fuori dal Duomo dal personale volontario della Croce Rossa. L'intervento di un'ambulanza si è reso necessario per maggior sicurezza. Attorno alle 11:45 è avvenuta la consueta benedizione dei mezzi schierati da parte di Monsignor Pietro Cesco e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti.